Sesta edizione del caffè letterario al lido balneare della Polizia di Stato di Agrigento, alla presenza del questore Rosa Maria Iraci. Ricordato in apertura Andrea Camilleri, mentre un omaggio è stato dedicato anche al carabiniere ucciso a Roma. Un appuntamento al quale la città si è abituata. La sesta edizione inizia con un omaggio a Camilleri. Sì. Questa è una terra di grandi scrittori, saggisti, drammaturghi, letterati. Non potevamo restare sicuramente indifferenti a questo richiamo, pertanto nel solco tracciato già dal Ministero dell'Interno e quindi Dipartimento di Pubblica Sicurezza riguardo la vicinanza che noi in ogni attività della nostra quotidianità poniamo accanto ai cittadini, in tutte le fasi della loro vita, abbiamo da tempo i miei predecessori hanno pensato a questo progetto che ogni anno riscuote molto successo. In questa bella cornice, diciamo vicino al mare, che ci donano le coste agrigentine, terre di bellezza e di storia. È un tentativo riuscito quello di diffondere la cultura soprattutto tra i giovani? È un tentativo riuscito per il quale ci impegniamo quotidianamente, in quanto si è capito quanto è importante educare il giovane alla cultura, alla storia, alla conoscenza delle tradizioni e soprattutto alla cultura della legalità. In un territorio che ne ha tanto bisogno, abituare i bambini, così come diceva Gesualdo Bufalino, la mafia sarà vinta da un esercito di maestri elementari. Con la Polizia di Stato presente, questa è un'occasione. Noi abbiamo il famoso motto esserci sempre, ci siamo in ogni aspetto della vita cittadina, centrale, periferica, quotidiana e balneare in questo caso. Sì, diciamo il Questore ha centrato gli obiettivi fondamentali dell'evento che abbiamo voluto organizzare. Gli obiettivi sono la prossimità, la vicinanza alla cittadinanza, idealmente vorremmo aprire le porte delle istituzioni alla società civile e poi anche un'attività di sostegno alla cultura per favorire il dibattito su alcuni temi fondamentali quali la legalità e il contrasto alla mentalità mafiosa. Ecco, il caffè letterario è una creatura che sta crescendo. Il caffè letterario è una creatura che sta crescendo, diciamo che è fortemente richiesta. Ci sono diversi autori che ci chiedono di partecipare, propongono tematiche molto interessanti, autori locali ma anche autori del panorama nazionale. Quindi sicuramente penso che se l'obiettivo era quello di cercare di favorire il mondo culturale in questo dibattito, penso che abbiamo raggiunto il risultato abbastanza efficacemente. Vorrei solo aggiungere che il caffè letterario non è una creatura mia, il caffè letterario è una creatura della questura su cui si impegnano diverse persone, dal nostro collaboratore Angelo Leone, che ringraziamo per l'impegno che profonde con molta passione, all'associazione Emanuele Aloi con l'ispettore Fabio Fabiano, il sostegno fondamentale del Questore di Agrigento che ha sostenuto questa iniziativa con molto entusiasmo e devo dire anche il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, che è un affezionatissimo a questi caffè letterari. Si inizia la rassegna con Porte Aperte, di che si tratta? Porte Aperte è uno dei romanzi più significativi di Leonardo Sciascia. Parla di un giudice durante il periodo del fascismo, il quale vede che la sentenza nei confronti dell'imputato è già fatta. Deve morire a tutti i costi e il giudice dice no, io voglio approfondire gli atti, io voglio conoscere veramente come si sono svolte le cose. In poche parole il giudice, in quel periodo in cui si volevano levare di mezzo la gente, dice io devo fare solo giustizia, ed è quindi uno dei romanzi sul valore e sul significato della giustizia più importanti di Leonardo Sciascia.